Stiamo parlando di aiutare chi? Chi ha meno bisogno dei nostri profughi veri, che sono i cittadini che ormai non sbarcano più il lunario. I dati sono inequivocabili. Il nostro paese rischia di imboccare la strada di una insostenibile e deleteria guerra tra poveri. Non possiamo permetterci di spendere 35 euro al giorno per accogliere decine di migliaia di immigrati, quando agli sportelli e alle mense della Caritas 2 utenti su 3 sono italiani. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta i dati del rapporto annuale Caritas diffusi nelle scorse ore. Ci sono 4,6 milioni di italiani che non raggiungono nemmeno il reddito minimo di sostentamento, ricorda il governatore. Il numero di poveri in Italia è raddoppiato negli ultimi 8 anni, la crisi economica ha falciato milioni di posti di lavoro, infoltendo la schiera dei disoccupati. Solo in Veneto sono 170.000. Un paese civile, sostiene Zaia, non può dimenticarsi dei propri poveri e investire 4 miliardi del proprio bilancio per accogliere i migranti, mentre per contrastare povertà ed emarginazione tra i propri cittadini la spesa è di solo 1 miliardo, al netto di tutti i costi ulteriori che questa invasione comporterà nel tempo. Avremo problemi non solo di integrazione, ma anche problemi di costi sociali. Pensate a quello che è l'assistenza, a quello che è magari una popolazione di persone immigrate appena arrivate che non hanno di che vivere. Insomma, se questo è il progetto del governo, lo sta realizzando per bene, perché arrivano 200.000 persone ogni anno e guarda caso arrivano volentieri in Italia, perché questo governo lancia solo messaggi distensivi: venite che noi vi accogliamo tutti.